Benvenuti all'appuntamento meteo di sabato 14 marzo. Un'intensa perturbazione interesserà la Liguria tra sabato e domenica, porterà condizioni di maltempo con rovesci intensi e quota neve in calo, specie tra la notte e la mattinata di domenica. Possibili raffiche di vento o emoto ondoso in rapido aumento. Oggi cielo generalmente nuvoloso già dal mattino con addensamenti più corposi nel corso della mattinata. In serata nella prima parte della notte rovesci intensi accompagnati occasionalmente da colpi di tuono tra il Savonese di Levante e il Genovese, rispettivo entrotella, in parziale estensione al Tigurio occidentale prima di notte. Possibili accumuli piovosi consistenti. I venti saranno in progressivo rinforzo sino a forzi da sud-est tra il pomeriggio e la serata sul settore centro-orientale con picchi di burrasca al largo. Mare da molto mosso sino ad agitato in serata, specie al largo, temperature in aumento le minime, in calo anche consistente le massime. Previsioni per la giornata di domenica 15 di marzo. Ancora maltempo al mattino con rovesci intensi sul settore centro-occidentale della regione, più sporadiche le piogge altrove. Quota neve in calo sino a 500 metri sui versanti padani occidentali, in veloce rialzo nell'arco della mattinata. A levante quota neve tra i 1300 e i 1400 metri. Venti ancora forti tra la notte e il mattino tra sud e sud-est, in rotazione a nord fino a forti. Mare molto mosso, agitato e incrociato al largo, temperature in generale calo.